diversi, uno giallo e uno blu, hanno entrambi la stessa funzione, che è quella di scaldare il piede. Quindi oggi celebriamo veramente la bellezza dell'unicità. Ognuno di noi è unico, ha le sue particolarità caratteriali, ha le sue particolarità fisiche. La giornata della diversità, conosciuta anche con il nome di Giornata dei Calzini Spaiati, è stata celebrata presso l'Istituto Comprensivo Falcone Borsellino di Favara, diretto da Maria Vella. L'iniziativa ha coinvolto tutta la scuola e in particolar modo gli alunni diversamente abili che grazie all'associazione Motor Life hanno vissuto un'esperienza indimenticabile con la mototerapia. Non permettete mai a nessuno di dire questa cosa è impossibile, perché voi se volete potete la qualsiasi. Testimonial d'eccezione Nadia Lauricella, una ragazza diversamente abile che ha fatto del suo handicap un punto di forza per trasmettere ai ragazzi la forza di andare avanti, non mettendo limiti. I volontari dell'associazione Motor Life hanno permesso ai bambini e ai ragazzi che hanno delle disabilità di sperimentare qualcosa di unico nel suo genere, un giro in moto, appunto la mototerapia. Un'esperienza indimenticabile, un giro in moto con gli esperti motociclisti di Motor Life guidati da Rosario Farrugia. Applausi a scena aperta dei compagni di classe e anche emozioni ed occhi commossi di insegnanti e genitori che hanno assistito al giro in moto dei loro ragazzi. Queste alunne e questi alunni hanno alzato l'asticella di ciò che pensavamo possibile, ha detto la dirigente scolastica Maria Vella, mostrandoci quanta forza, quanta ricchezza e capacità inespresse si nascondono in ciascuno di noi, a prescindere dalla nostra diversità. È stata un'occasione di crescita per tutti e per questo ringrazio Motor Life e anche Nadia Lauricella che ha fatto della sua vita un esempio. Nadia Lauricella ha anche dialogato con gli alunni e i loro genitori rispondendo a tante domande che hanno dato forza a chi vive una situazione di disagio per andare avanti. Oggi è una giornata molto importante dove i ragazzi scopriranno che la diversità in realtà è semplicemente ricchezza, grazie anche al loro aiuto e al loro contributo si potrà andare oltre i pregiudizi. Quando può influire la terapia in moto per i ragazzi che hanno difficoltà? La terapia in moto è direi fondamentale perché attraverso la moto loro riescono a scoprire e a provare delle emozioni che normalmente non riescono a vivere, come anch'io in primis. Io dico sempre che normalmente non riuscirò mai a correre, ma sarà la moto a correre per me.